Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. In apertura l'emergenza siccità nella regione. Oggi il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, ha preso parte a un incontro con i vertici dell'ANCI Sicilia. L'obiettivo è fare il punto di una situazione che, come loro stessi hanno sottolineato, diventa sempre più insostenibile. Passiamo alla cronaca con un incidente sul lavoro. La vittima è un uomo di circa 60 anni rimasto schiacciato da un auto articolato all'interno di un'azienda vinicola nel Ragusano. Scatta nuovamente l'emergenza rifiuti per 200 comuni siciliani con la richiusura dell'impianto di trattamento meccanico biologico della discarica della Sicola Trasporti a Lentini, nel Siracusano. Ci spostiamo in un lido della Scogliera. A Catania sanzionato per irregolarità igienico-sanitarie, sequestrati 9 kg di carne suina, bovina e ovina, congelati senza le apposite etichette. Chiudiamo con il meteo. Domani il sole resterà protagonista in Sicilia, ma non si esclude la possibilità di piogge sparse. Le temperature si manterranno alte. La Protezione Civile infatti ha diramato un'allerta rossa su Enna, Caltanissetta e Agrigento, arancione nel resto dell'isola. E con questo è tutto. Prossimo appuntamento domani alle 13:30. Grazie per averci seguito, arrivederci.